Tortano napoletano. Che bontà, guardate qua, ancora bollente. Buonissimo. Andiamolo a preparare, dai. Per fare il nostro tortano napoletano iniziamo dall'impasto. Mettiamo tutto in planetaria, ma è un impasto semplice, potete farlo anche a mano. E quindi farina, poco sale perché ci sono i salumi, pepe, abbondiamo, si deve sentire, pecorino romano. Iniziamo a miscelare questi primi ingredienti. Ho sciolto il lievito di birra nell'acqua e l'aggiungo. Faccio formare il panetto e dopo aggiungo anche la sugna. Quando l'impasto si è ben raggruppato iniziamo a mettere anche la sugna e facciamo assorbire. Questo lavoro durerà 7-8 minuti. Il nostro impasto è ben formato, adesso lo mettiamo sul tavolo. Eccolo qua, ci diamo qualche piega e lo mettiamo a lievitare in un contenitore unto di sugna fino al raddoppio. Poi facciamo l'inserimento di salumi e formaggi. Il nostro impasto è bello lievitato, adesso inseriamo i salumi, formaggi e le uova sode. Mettiamo l'impasto sul tavolo. Lo allarghiamo un poco e inseriamo salumi e formaggi. Come salumi ho scelto prosciutto cotto, mortadella, pancetta e cicoli. Come formaggi provolone dolce e provolone piccante e poi le uova sode. La mia tecnica di inserimento è questa. Impasto di nuovo per fare in modo che i salumi e i formaggi si distribuiscano per bene in tutto il mio tortano. In questo modo darò ancora più forza al mio impasto. Una volta che ho distribuito per bene salumi e formaggi, metto anche l'uovo sodo. Inserisco bene anche l'uovo e faccio il mio salsicciotto da mettere nello stampo che ho unto di sugna. Fatto il mio salsicciotto, lo metto nello stampo. Lo sistemo, ungo anche un po' la parte superiore con la sugna, lo copro e lo porto in lievitazione. Ci vorranno 2-3 ore più o meno. Ecco pronto il mio tortano bello lievitato. Adesso andiamo in forno a 200 gradi per 35-40 minuti. Ecco pronto il mio tortano napoletano. Che ci è voluto? Presto fatto!